corso per identificare gli autori della violenta rissa scoppiata ieri sera davanti l'ex caserma Serena sotto gli occhi di diversi passanti, cittadini esasperati anche per la piazza di spaccio che dicono si anima ogni sera. Botte, alcol, molestie, 2 uomini sono stati allontanati dai locali di Conegliano su provvedimento della questura. Uno in particolare era stato protagonista di una violenta lite davanti a una scuola. Controlli serrati della polizia locale a Treviso, sequestri e sanzioni in centro e nei quartieri, dallo spaccio di droga alla sicurezza degli alimenti e brioche comprese, in azione il cane Luke. Dolore e commozione a Pasiano per l'ultimo saluto a Daniel Reyes, il 21enne morto nel Piave, una cerimonia intima, il papà non è un addio. Si va verso l'ufficialità della candidatura dell'ex sindaco di Treviso Giovanni Manildo a presidente della Regione del Veneto. C'è l'ok del Partito Democratico, ora la presentazione agli alleati. Sciame sismico nella Vittoriese, si alzano i livelli di guardia. Il comune di Revine Lago studia un vademecum. Nessun allarmismo, dice il sindaco, ma il fenomeno va sorvegliato. Manca personale, il sindaco di Meduna di Livenza diventa spazzino per pulire la piazza del municipio. Allo stesso tempo scrive una lettera di aiuto al prefetto. Torna il Batar Panoce, il Palio di Trevignano giunto alla 32esima edizione. Domani le gare femminili, domenica prossima quelle maschili, l'evento in diretta su Antenna 3. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali gli sviluppi della violenta rissa che si è registrata ieri sera attorno alle 20 davanti all'ex caserma Serena, il centro di accoglienza che si trova tra Treviso e Casier. Una rissa che è avvenuta davanti agli occhi increduli di tanti passanti, ma i residenti sono esasperati e dicono che non si tratta di un fatto isolato. Intanto sull'episodio specifico indaga la polizia. Il punto di Lucio Zanato. Sono quasi sempre, insomma, o a mattino, o il pomeriggio, o di sera, c'è sempre comunque. Scene che si ripetono, quelle di ieri sera davanti all'ex caserma Serena, ospiti che si affrontano in mezzo alla gente e al traffico. Lei ha 2 figlie ed ha paura? Sì, c'è la paura, c'è tantissime di paura, perché giustamente vedi, arrivano la sera, non sai, o ti vieni dal lavoro, sei stanco, ti riposi, devi aspettare loro quando arrivano, sempre con la paura, che li devi aspettare davanti alla porta quando arrivano a casa, insomma, non è una cosa normale. Anche ieri sera, forza dell'ordine è subito sul posto per fermare e identificare i protagonisti che nel frattempo sono scappati verso tutte le direzioni. Indagini in corso, anche se quest'ultima rissa sarebbe stata provocata da 2 bande di immigrati di diversa etnia. Ma è tutta la situazione dell'ex Serena che secondo i residenti andrebbe rivista, a partire dagli immigrati che hanno o meno diritto di alloggiare nella struttura. Stavo su un'azienda e loro venivano a lavorare su questa azienda, però dormivano qua, li vedevo io. Però mi facevi le cose mie, non è compito mio vedere queste robe, però che loro devono vedere chi lavora non deve stare qua dentro, si deve pagare l'affitto e basta. Tra l'altro, ci ricorda un altro volto storico dei residenti davanti all'ex caserma, il centro di accoglienza, per dichiarazione dell'allora sindaco Manildo e del prefetto Lega, doveva essere temporaneo. 10 anni è il 15 luglio. E dopo 10 anni qui sostanzialmente è cambiato poco? No, non è anzi è cambiato in peggio. E il motivo è questo, perché c'è troppa libertà, non c'è nessun controllo. Agli italiani hanno insegnato i doveri prima dei diritti e a questi qua invece hanno insegnato prima i diritti che non i doveri. Ma i residenti, oltre alle risse quasi quotidiane, segnalano un'altra emergenza sicurezza. Qua c'è una marea che dilaga, ogni giorno si spaccia. Ecco. Ma dov'è il punto? È al cimitero? È là, fuori dei cancelli del cimitero, sull'angolo che viene di qua, e così si infiltrano anche nel territorio dietro la caserma, dove hanno i nascondigli loro e naturalmente ritornano e distribuiscono. Ormai i clienti sanno che passano di qua e andati via i militari con la loro camionetta, andati via il carabiniere o il poliziotto, vedi la ronda delle macchine che comincia a fare il circuito. Il fronte è caldo, caldissimo e il dibattito diventa inevitabilmente politico. Abbiamo il problema delle teste calde. Allora, quando arrivano le teste calde bisogna capire prima
di come sono e che danni potrebbero fare, per poi naturalmente staccarli e non lasciarli assieme. Questa è la cura contro gli atti violenti davanti al centro di accoglienza di via Zermanesa, almeno secondo il primo cittadino di Casier, dove ruota quotidianamente gran parte degli immigrati dell'ex caserma, che doveva diventare invece un importante centro a nord-est per l'esercito italiano. Una struttura che varia quasi quotidianamente nel numero di presenze, anche se al sindaco non viene fatto nessun aggiornamento ufficiale. Io credo che come accordati dovrebbero essere attorno ai 400. Però cammino costantemente, però mi dicono. Però c'è un via vai costante, sì. Quello credo di sì. Una situazione che per Carrareto, se sta durando da 10 anni, rischia di continuare a durare per un altro decennio se non cambiano le mentalità. Dalla sinistra, finché non cambia mentalità e che piuttosto di fare sacrificare tutti i cittadini non adottino veramente di far capire che ci sono doveri anche ai stranieri che arrivano, perché ne abbiamo bisogno, ne abbiamo bisogno per integrare e lavorare, ma devono capire i diritti che abbiamo anche noi nei confronti della nostra nazione. Sinistra che dal canto suo interpreta così il caso di ieri sera. È chiaro che quando ci sono aggregazioni con 400 persone possono di diverse etnie, di diverse religioni, possano succedere dei casi, diciamo così, di risse, diciamo, cose che possono succedere. Noi siamo da sempre storicamente contrari ai grandi centri che invece il decreto Salvini ancora da qualche anno fa ha incentivato fortissimamente. Noi pensiamo che la strada per l'accoglienza debba essere l'accoglienza diffusa. Di diverso avviso il centrodestra e in particolare la Lega. L'accoglienza va completamente rivista. Tutti questi profughi che arrivano dovrebbero essere inseriti con un percorso adeguato, non ammassati nelle caserme. C'è bisogno di lavoro, per amor di Dio potrà essere anche bisogno, ma vanno selezionati o quantomeno vanno inseriti in maniera pratica e non più teorica. I temi della sicurezza ci portano a Conegliano, stretta della questura, in particolare stretta su 2 uomini sullo sfondo spaccio di droga e ancora risse. Una lite tra 2 giovani, forse per un debito di droga che si era poi trasformato in una vera e propria rissa, durante la quale un ragazzo era rimasto ferito dopo essere stato colpito con una bottiglia di vetro. A sferrare il colpo un 33enne straniero, nei confronti del quale ora il questore di Treviso, Alessandra Simone, ha emesso un provvedimento di divieto di accesso ai pubblici esercizi che gli impedirà per 3 anni di fare ingresso nei locali di Conegliano. Il tutto era accaduto lo scorso 3 giugno nel centro storico della città del Cima, vicino ad un istituto scolastico. Le indagini hanno permesso di ricostruire l'accaduto, accertando che il comportamento più grave era stato quello del 33enne, già aggravato da precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti. Ma in queste ore il questore ha emesso lo stesso provvedimento anche nei confronti di un italiano che, in stato di alterazione dovuto all'abuso di alcol, aveva creato il caos in un locale sempre del centro di Conegliano, molestando dipendenti e clienti, rifiutandosi di pagare quanto appena consumato. Non contento, l'uomo all'arrivo degli agenti aveva posto resistenza, aggredendoli e insultandoli. Anche per lui divieto di 3 anni di ingresso negli esercizi pubblici della città. Ringraziamo il questore per i provvedimenti che sono stati presi, perché vanno proprio nella direzione che ci auspichiamo, cioè quella di colpire le persone che si comportano male sul nostro territorio. Devo anche dire il miglioramento della situazione a Conegliano negli ultimi anni è proprio dovuto a questa sinergia di rapporti tra la pubblica amministrazione, le forze dell'ordine e i cittadini che denunciano. Ancora sicurezza, ancora controlli, così a Treviso, nei quartieri di San Liberale e San Paolo. Parchi pubblici e negozi, è qui che si sono concentrati i controlli della Polizia Locale di Treviso, non solo in centro storico ma anche nei quartieri, in particolare in quelli di San Paolo e San Liberale. In un esercizio commerciale gli agenti hanno accertato violazioni alle normative sull'etichettatura degli alimenti, sequestrando circa 14 kg di brioche prelievitate e surgelate prive delle indicazioni previste dalla legge. A Sant'Abone invece Luc, cane antidroga dell'unità cinofila, ha scoperto 26 grammi di hashish nascosta all'esterno di un edificio.
edificio. In centro storico l'attività si è concentrata nell'area tra via Zorzetto, via Toniolo, via Fiumicelli e piazza Sant'Andrea, dove sono state identificate circa una ventina di persone. Una di queste è stata sanzionata per la violazione del regolamento di polizia urbana, in quanto è stato trovato a consumare una bottiglia di birra. Nei suoi confronti è stato notificato un ordine di allontanamento per 48 ore. L'attività ha interessato anche la sicurezza stradale. 2 automobilisti sono stati sanzionati, uno per circolazione con targa non leggibile e l'altro per la mancanza dei documenti obbligatori. I controlli nei parchi, nei pubblici esercizi, sulle strade, effettuati anche grazie alle segnalazioni puntuali dei cittadini, sono espressione della volontà dell'amministrazione di mantenere alta l'attenzione sulla qualità della vita e sulla legalità in tutti i quartieri della città. Le parole del sindaco Mario Conte. Incidente stradale questa mattina poco prima delle 9:30 in via Bolè, siamo in comune di Giavera del Montello, coinvolte 3 auto, una di queste si è ribaltata come vedete dalle immagini su di un fianco. Sul posto i vigili del fuoco di Montebelluna che hanno stabilizzato la vettura capovolta prima di liberare dalle lamiere la conducente rimasta incastrata. La donna è stata poi soccorsa dai sanitari del SUEM 118, i carabinieri di Nervesa hanno eseguito i rilievi per accertare l'esatta dinamica di questo sinistro. Adesso a Pasiano di Pordenone per l'ultimo saluto a Daniel Reyes, il 21enne morto mercoledì nel tardo pomeriggio, morto annegato nel Piave. Lo strazio e il dolore dei familiari, in particolare il papà che dice non è un addio. Un silenzio composto di un'intera comunità. Il territorio pordenonese oggi si è stretto intorno al dolore della famiglia Reyes. Questa mattina infatti si sono celebrati i funerali di Daniel, il 21enne morto annegato nel fiume Piave lo scorso mercoledì 18 giugno nei pressi del viadotto ferroviario di San Biagio di Callalta. Un addio carico di commozione e spiritualità, cominciato presso la casa funeraria San Marco di Pordenone e proseguito al cimitero di Pasiano dove il giovane viveva con la famiglia. La cerimonia si è svolta secondo il rito cristiano evangelico basato sulla lettura della Bibbia, su canti spirituali e preghiere in spagnolo accompagnate dalla chitarra. Nessuna messa, nessun rito dell'Eucarestia, solo parole di fede, speranza nella resurrezione e fiducia in un abbraccio che un giorno potrà tornare. E proprio oggi, in quella che sarebbe dovuta essere una giornata di festa, il padre infatti ci ha raccontato che proprio nella giornata odierna avrebbe dovuto accompagnare Daniel a vedere la casa che sognava di acquistare e che invece si è trasformata nel giorno dell'addio, un dolore impossibile da contenere, con il papà che durante la sepoltura continuava a ripetere accanto alla bara: non è un addio, è un arrivederci. Daniel, da quanto ci riferisce il papà Dennis, si sarebbe tuffato per salvare 2 amici in difficoltà dopo un bagno nel fiume. Una volta messi in salvo, però, la tragica fatalità con il fiume Piave, la corrente, l'ha risucchiato in profondità. Attorno alla sua bara nel cimitero si sono stretti i familiari, gli amici e molti colleghi della Friuli Intagli di Prata di Pordenone, dove Daniel lavorava, tutti in cerchio, uniti in un dolore muto ma condiviso. Un momento di profonda commozione ha preceduto la sepoltura, quando in cielo sono stati lanciati palloncini bianchi mentre le voci intonavano lodi in spagnolo. Una vita spezzata troppo presto, un destino crudele, forse incomprensibile, ma un gesto, quello di Daniel, che racconta chi era fino all'ultimo, un ragazzo pronto a tendere la mano, anche a costo della sua vita. Mi spiace tantissimo per la famiglia che non conoscevo personalmente, che sono andata a salutare e gli ho portato il cordoglio della comunità, dell'amministrazione comunale. Ho trovato una famiglia composta nel dolore immenso e anche così molto provata dal fatto appunto della convinzione che sapeva ben nuotare, che era, insomma, non era la prima volta, per cui cerchi di fartene una ragione, anche se una ragione quando muore un figlio non si può farsela, ma neanche farsene delle colpe. Purtroppo a volte il destino è dietro l'angolo e questo è successo.
La politica si va verso l'ufficialità, sembra ormai fatta per Giovanni Manildo, già sindaco di Treviso. Sarà lui il candidato presidente del centrosinistra alle prossime elezioni regionali. Il PD lo ha deciso, c'è un verdetto definitivo. Ora il Partito Democratico deve condividere questo nome, presentarlo ovviamente tra virgolette ai propri alleati. Il PD ieri sera con la direzione regionale, con 58 favorevoli, 5 contrari e 1 astenuto, ha dato mandato al segretario di perfezionare questo tipo di proposta che era emersa, cioè di andare a, diciamo così, attuare questo indirizzo di convergenza sul nome di Giovanni Manildo. Ormai manca solo l'imprimatur definitivo, ma la direzione del Partito Democratico ha messo il sigillo anche con i numeri al nome di Giovanni Manildo, quale candidato del centro-sinistra per le elezioni del prossimo presidente della Regione Veneto. Candidatura sulla quale si è lavorato mesi e che il segretario Tonella garantisce sia un nome di convergenza per una larga intesa del centro-sinistra. Nessuna bocciatura per la consigliera regionale Vanessa Camani, con la quale si continua a lavorare. La Vanessa è una dei nomi che è emerso dalle consultazioni territoriali, è una proposta che è stata valutata e nel mandato del segretario e nel dispositivo che è stato votato ieri in direzione. La proposta di Manildo ovviamente è la principale, ma ci sono anche altri nomi che verranno valutati. Ora non resta che presentare il candidato a tutto il tavolo della coalizione di centrosinistra e trovare l'intesa definitiva, nonostante qualche bocciatura al nome dell'ex sindaco di Treviso fosse già arrivata da Verona e da qualche circolo padovano. La proposta di Manildo rende i Dem cittadini particolarmente orgogliosi, anche perché la scelta non è stata dettata da linee direzionali romane. Per noi del Partito Democratico di Treviso è motivo d'orgoglio. Un ultimo appunto, noi il candidato di centrosinistra lo scegliamo in Veneto e non ce lo facciamo scegliere a Roma nelle segrete stanze, nelle riunioni fra Tajani, Salvini e Meloni. Sul terzo mandato infine la questione sembra ormai chiusa, ma sono altri i problemi sui quali discutere, programmi per il futuro e progetti concreti per la regione. L'ipotesi del terzo mandato ormai non interessa più ai cittadini veneti, ma interessa solo ed esclusivamente a Luca Zaia, che forse ha bisogno di un lavoro dal prossimo novembre. Ci auspichiamo che d'ora in poi si cominci a parlare di liste d'attesa, di medici di base che non ci sono, di case di riposo, dirette per le case di riposo e di ambiente, di cementificazione selvaggia del nostro territorio. Ecco, queste sono le cose che possono interessare i veneti. Soltanto ieri sera vi davamo conto della richiesta di grazia al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per Massimo Zen, una questione legale ma anche politica. Interviene e entra a gamba tesa nel dibattito l'avvocato Fabio Crea, che tra l'altro è anche esponente di Fratelli d'Italia. La polemica sembra servita. Ha il sostegno popolare ma divide la politica la lettera con la richiesta di grazia per l'ex guardia giurata di Cittadella Massimo Zen, condannato a 9 anni e 6 mesi, che nel 2017 sparò e uccise Manuel Maior in fuga dopo l'assalto a un bancomat. Sono infatti 1500 le firme raccolte, presentate dal consigliere regionale della Lega Giulio Centenaro. La polemica è tutta interna al centrodestra. La risposta all'iniziativa arriva infatti da Fabio Crea, avvocato che fa un'analisi giuridica delle norme, ma da esponente di Fratelli d'Italia si può leggere anche una frecciata a Centenaro e ai leghisti. Non spetta certo a un rappresentante delle istituzioni presentare una domanda di grazia, è compito del condannato piuttosto che del suo avvocato o dei prossimi congiunti, non certamente un soggetto esterno o un politico. La domanda di grazia deve fondarsi su questioni di carattere umanitario oppure laddove vi siano degli evidenti errori nella sentenza si può chiedere al Presidente della Repubblica che venga concessa la grazia. Qui errori non ve ne sono stati. Zen è stato condannato per omicidio volontario nel 2021. La Cassazione ha confermato la pena, nonostante la Procura Generale avesse chiesto di annullare la condanna. Alleati in Regione, Lega e Fratelli d'Italia, con qualche tensione recente ora, ad esempio, in comune a Treviso. Quella presentata dai consiglieri regionali leghisti sembra più una strumentalizzazione politica. Da diversi mesi, da qualche anno ormai,
La Lega è sugli scudi chiedendo sempre di più la certezza della pena. Questa richiesta di grazia nei confronti di Zen mi sembra in netta contrapposizione con quello che è la richiesta pressante, ripetuta, che viene fatta nei confronti del ministro Nordio da parte dei rappresentanti delle istituzioni leghiste, perché se si parla di certezza della pena, nei confronti del signor Zen è stata pronunciata una sentenza in primo grado confermata integralmente in appello e in Cassazione, per cui la pena è certa. La carenza di manodopera nei comuni, una carenza che diventa ormai cronica. Meduna di Livenza, il sindaco, fa lo spazzino per necessità e scrive al prefetto chiedendo aiuto. Io 2 anni fa con l'idropulitrice mia, tra l'altro, perché quella del comune non funzionava, mi sono pulito anche il monumento dei caduti. L'ho fatto con orgoglio e rifarei anche quello. Quindi lei ne va fiero. Se la chiamiamo sindaco spazzino, lei non... No, non mi offendo assolutamente. Credo di aver dato anche dei esempi ai nostri dipendenti. Multitasking per vocazione ma anche per necessità. Così il sindaco di Meduna di Livenza, Arnaldo Pitton, fa fronte alla carenza ormai cronica di personale che attanaglia non solo il suo comune ma buona parte dei municipi del Veneto. Qualcuno lo ha ripreso mentre svolgeva la mansione e le immagini sono presto diventate virali. Poco male per il diretto interessato che prende spunto per guardare dritto al problema. Assumere un dipendente comunale è come costruire un inceneritore in centro paese, è una burocrazia, una fatica, una cosa immane. Per i comuni piccoli come il nostro è un sacrificio, per gli amministratori e i colleghi veramente difficile. A questo si aggiungano i pensionamenti, le difficoltà del turnover, le richieste di trasferimento. Recentemente un impiegato amministrativo del comune di Meduna ha vinto un concorso in provincia. Io adesso quel posto là devo tenerlo comunque fermo per 6 mesi, nel senso che se questo impiegato fra 4 mesi e 29 giorni mi chiede di rientrare, lui può farlo. Capisce che se io devo assumere chi vuole venire a Meduna a prendere quel posto là, ci pensa su un sacco di volte, perché comunque risulta un posto precario. Tutti temi aperti, con il sindaco che ha scritto al prefetto: i servizi comunali sono a rischio, a Meduna come altrove, ancora una volta i piccoli comuni attendono risposte. E a proposito di sindaci in prima linea c'è anche quello di Revine Lago. Massimo Magagnin. A Revine Lago, così come in buona parte del Vittoriese, si sta registrando in questi giorni uno sciame sismico di cui vi abbiamo dato conto anche ieri sera. A Revine Lago arriva un vademecum. È un vademecum comportamentale che va a spiegare alle persone che numeri contattare e come ci si deve comportare in caso di calamità, tra queste calamità anche gli eventi sismici. Me ne sto occupando io, sì, e poi verrà distribuito appena è pronto alla cittadinanza. Una sorta di prontuario aggiornato sulla falsariga di quello della Regione per sensibilizzare e informare i cittadini su rischi e contromisure in caso di calamità ed emergenze, terremoto su tutte. Usa il termine vademecum Massimo Magagnin, sindaco di Revine Lago, territorio che da giorni sta registrando uno sciame sismico anomalo, seppure di moderata magnitudo, un fenomeno che riguarda tutta la fascia già sotto stretta osservazione. Il terremoto nessuno lo può prevedere. Ricordo che siamo stati classificati dalla Regione Veneto, zona sismica 1, più precisamente dai primi di marzo, ora non ricordo, 9-10 marzo del 2021, con una delibera di giunta regionale dove appunto noi, Vittorio Veneto, Fregona, Tarzo, Tambreo, Chiesa del Pago, Borgo Valbelluna, siamo stati declassati in zona 1, che appunto è la più pericolosa. L'esistenza della cosiddetta faglia vittoriese non è certo una novità, ma gli episodi degli ultimi giorni impensieriscono. Va monitorato e nessun allarmismo al momento, e spero anche che neanche in futuro, però signori, siamo zona sismica 1 e non possiamo farci nulla. Su con le antenne, certo.
Arriverà dalla Carni, precisamente da Tolmezzo, il commissario designato a gestire l'Ascom di Treviso. Giovanni da Pozzo, oltre a essere presidente del Mandamento Friulano e presidente della Camera di Commercio di Udine e Pordenone, è anche vicepresidente nazionale di Confcommercio, un uomo di peso, come sottolineano da Via Venier. È una scelta che sottolinea come sia diventata incandescente la situazione al Palazzo Dal Negro, sede dell'Associazione dei Commercianti. Inevitabile sviluppo di un contrasto che va avanti da anni tra la presidente provinciale Dania Sartorato e Federico Capraro, a capo del Mandamento Ascom di Treviso. Il commissario da Pozzo dovrebbe arrivare negli uffici del Palazzo del Terziario già lunedì per cercare di districare la massa di veti incrociati su scelte e obiettivi tra la dirigenza provinciale e i 4 mandamenti della Marca trevigiana. Voltiamo decisamente pagina, parliamo di solidarietà, perché in queste ore, questo è stato un sabato di solidarietà, di inclusione a Treviso. Mi trovo una bella cosa, mi fa piacere dargli da mangiare, mi sento bene, mi sento appagata di far felici delle persone che per meno una volta sono sedute a tavola e gli diamo da mangiare e parlano e almeno fanno qualcosa di carino. Dare da mangiare agli affamati, un gesto di carità che non ha bisogno di essere spiegato, ma semplicemente compreso ed attuato, e che racchiude anche un valore più trascendente. Un'iniziativa, quella del Treviso per il Bene, che da 3 anni la signora Maria Rossetto, titolare dell'Osteria Alloro, porta avanti insieme a Don Tiziano della vicina parrocchia di San Nicolò, radunando una volta all'anno una trentina di persone per dar loro un pasto servite e riverite come fossero al ristorante. Ho preparato la pasta col pomodoro, la pasta col ragù, poi delle scaloppe al limone e dei formaggi, perché ci sono gente che non mangia la carne, di conseguenza è brutto lasciarli senza mangiare, allora ho fatto un menù e poi ci sarà il dolce. E poi la festa prosegue. Tutta la cittadinanza è invitata a far festa in Piazza Pio X, con birra, musica e spiedo cucinato dagli alpini per uno scopo solidale davvero importante. Quello di aiutare un gruppo di medici e di infermieri volontari che utilizzano le loro ferie, le loro vacanze per andare nelle zone più disagiate del mondo ad apportare la loro importantissima opera d'aiuto. E in questo caso possiamo dire che qualsiasi aiuto a loro pervenga è il più importante, perché davvero ha uno scopo mirato e concreto. Un quartiere che partecipa insieme alla signora Maria e a Don Tiziano per aiutare i meno privilegiati e, spiega il parroco, sono tanti. L'iniziativa è bella in se stessa, ma la cosa migliore è la motivazione, per cui c'è la parrocchia, i parrocchiani e le singole persone che collaborano insieme per uno scopo importante, che è il venire incontro alle persone che sono nel bisogno. Qua nel nostro rione, di un rione di 1200 abitanti, da parte delle persone anziane, quelli che sono veramente in difficoltà sono più di 500. Pronti a parlare di giovani e lavoro, di Palio di Trevignano e tanto altro, ma subito dopo la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta, vi avevo detto che parlavamo del binomio giovani e lavoro, lo facciamo con un servizio di Lucio Zanato, un convegno molto interessante che si è tenuto a Cavasagra, Villa Corner, convegno realizzato dalla Confartigianato con dati che parlano chiaro. Bisogna fare appassionare i giovani a quali sono le nostre attività. Contaminare le nuove generazioni della passione che ogni artigiano ha per il proprio lavoro. Questa è la formula scelta da Confartigianato per dare un futuro a questa imprenditoria, e questo è il tema dell'incontro a Villa Corner della Regina. Riuscire a far capire ai giovani qual è l'importanza di imparare un mestiere, di imparare a avere con mano e costruire con mano qualcosa, credo che è una sfida che spetti anche ai nostri artigiani e alle imprese di oggi. Che devono affrontare un profondo cambiamento generazionale dove il lavoro non è più un obiettivo, ma un mezzo per garantirsi una buona qualità della vita.
Si aspettano da un lato di avere dal punto di vista dell'assunzione alcuni elementi di tipo strumentale, come per esempio i benefit, il welfare, il fatto di la possibilità anche di poter lavorare da casa oppure con orari flessibili. Poi però ci aggiungono anche altri elementi più di tipo qualitativo, che sono per esempio l'essere coinvolti nelle scelte aziendali, andare a lavorare in luoghi di lavoro che hanno un buon clima relazionale fra i componenti, i collaboratori, piuttosto che il fatto che l'azienda faccia delle iniziative a favore del territorio, iniziative benefiche, cioè in altri termini abbia una buona reputazione. Questi punti di forza per una scelta lavorativa in un tempo dove l'offerta di lavoro artigiano supera la domanda. E un modo per orientare le giovani generazioni continua ad essere il ponte tra scuola e mondo artigiano. La ex alternanza scuola-lavoro, quindi all'opportunità che i nostri giovani hanno di entrare a far parte delle dinamiche aziendali già e ancora in epoca scolastica. Importante quindi che gli artigiani guardino sempre di più alle aziende che già adesso riescono ad attrarre i giovani. Culturalmente c'è l'idea nella piccola impresa di testa bassa e lavorare. Ecco, forse si può pensare un po' di creatività e immaginare orari di lavoro diversi, che la flessibilità degli orari è diventato un prerequisito, tant'è che ormai nei colloqui di lavoro è una delle prime cose, soprattutto per certi tipi di lavori, che chiedono. Sono loro che dicono alle aziende: le farò sapere se la sua offerta mi va bene, non viceversa. A Trevignano, ora, dove c'è attesa per la 32esima edizione del Palio, il Batar Panoce. Il conto alla rovescia è iniziato per la grande festa che coinvolgerà le contrade di Trevignano, tutti pronti a sfidarsi nel nome della tradizione. Prende il via la 32esima edizione del Palio del Batar Panoce. Questa domenica si affronteranno le donne, mentre gli uomini saranno in prima linea domenica 29, dopo la sfilata storica in costume che prenderà il via alle 17 lungo la piazza del Paese. E poi la vincente sfida tra le borgate che Antena 3 seguirà in diretta. Venite sia domenica della gara del Palio femminile sia la domenica del 29 la gara maschile. Perché invitiamo la gente a venire a vederlo? Perché noi ci teniamo, sia, ripeto, come ente Palio che come amministrazione, a far vedere ciò che eravamo per poi capire ciò che siamo. Cioè, il fatto dello sgranare pannocchie, di fare questa gara, sembra una cosa vista nei libri di storia. No, neanche 70-80 anni fa questa cosa succedeva, cioè era pane quotidiano, quindi noi con queste manifestazioni la nostra soddisfazione è quella di far conoscere anche alle generazioni attuali come veniva fatto. Vincerà chi riuscirà a macinare più pannocchi e accumulare nei sacchi la maggior quantità di grano. Non si tratta solo di una manifestazione storica, ma caratteristica nel nome della tradizione che racconta i mestieri di una volta. Ci sono dei cumuli di pannocchie, le quali devono essere portate dal, diciamo, portacesta, si chiama così, verso il palco. Nel palco troviamo la macchina per sgranare le pannocchie e tutte le altre figure che poi un po' alla volta devono compiere tutti i passaggi al fine di portare il grano dalla pannocchia all'interno del sacco. Ecco, questo diciamo è la gara principale. Una festa dove si potranno degustare buoni piatti e ascoltare musica. Manifestazioni queste che servono per unire la collettività. Unire la collettività di fronte a un palio, a un Batar Panoce, di fronte a un bicchiere di birra, ascoltando della buona musica. L'unire e il collaborare. Il collaborare, ripeto, riunire e parlarsi, perché il fatto di avere un dialogo con qualcuno, che ormai è sempre più difficile, perché è più facile che ci siano gruppi WhatsApp che in questo momento stanno funzionando piuttosto che persone che si stanno parlando dal vivo. Certo. Quindi portare a, cioè ritrovare, diciamo, la convivialità e l'unione tra persone e non attraverso la tecnologia. Non perdete dunque questo appuntamento con la tradizione. Antena 3 sarà in diretta per voi domenica 29 dalle 17 al Palio del Batar Panoce. E noi adesso andiamo a Belluno. I temi dell'economia in primo piano con dei dati davvero shock che sono stati diffusi nel pomeriggio dall'Appia CNA.
La sintesi è che l'economia bellunese non ha ancora recuperato il crollo, il gap della pandemia sostanzialmente. Alcuni indicatori ci dicono questo. Una contrazione che vale 8,4 punti percentuali rispetto al dicembre del 2019. Sono quasi 1200 le piccole e medie imprese bellunesi che hanno chiuso i battenti nell'ultimo quinquennio. Particolarmente penalizzato il commercio, meno 19%, la logistica, meno 17% e artigianato, meno 9,2%. In calo anche i posti di lavoro, con una riduzione di quasi il 2% in controtendenza rispetto al resto del Veneto. Le ombre sono calate anche sulle esportazioni, core business nel bellunese, che nonostante un incoraggiante più 24% sui 5 anni, dall'anno scorso hanno registrato una flessione di quasi il 5% e su questo pesano come un macigno le incertezze dovute ai dazi e agli aumenti dei costi dell'energia. A fotografare lo status dell'impresa nei territori della montagna, lo studio condotto da Appia CNA, presentato al Teatro Dino Buzzati a Belluno in occasione dell'80° anniversario dell'associazione. Dobbiamo lavorare sul valore aggiunto, dobbiamo lavorare sulla burocrazia e dobbiamo lavorare sulla competitività delle imprese, perché fare impresa in territori come questo è difficile, ma senza il valore aggiunto è praticamente impossibile. A preoccupare, oltre all'instabilità del quadro geopolitico globale, è soprattutto la contrazione del credito alle piccole imprese, che ad oggi vale 230 milioni di euro in meno sui 5 anni nella sola provincia di Belluno, con pesanti ricadute sui processi di rinnovamento e innovazione. Fondamentale è la ricerca di soluzioni da tradursi in politiche di investimento mirate, semplificazione delle procedure burocratiche e supporto dalla politica locale ed europea. Cercare di costruire in Europa delle politiche che siano utili, la semplificazione burocratica, amministrativa, con l'uniformità fiscale, l'uniformità delle regole e soprattutto l'investimento, il continuo investimento in infrastrutture, in politiche energetiche serie, insomma aiutare le nostre imprese ad affrontare le sfide globali continuando a restare competitive. A margine del focus economico, l'assemblea dei soci di Appia è stata l'occasione per l'elezione del nuovo presidente provinciale, Andrea Cerentin, che subentra a Massimo Sposato per il quadriennio 2025-2029. Intanto una convenzione a 2 firmatari, Fondo Comuni Confinanti e Provincia di Belluno, ha sancito la destinazione di 1,5 milioni di euro alle aziende operanti nella filiera del legno. 1.500.000 euro l'importo riportato sulla convenzione siglata tra Fondo Comuni Confinanti e Provincia di Belluno, da destinare all'innovazione delle aziende operanti nella filiera del legno. Serviranno alla trasformazione organizzativa e tecnologica sotto forma di acquisto di nuova strumentazione e all'efficientamento dei processi di lavorazione. Questi soldi, questo 1,5 milioni, deve in qualche maniera arrivare all'innovazione della filiera legno, non solo nelle prime e seconde lavorazioni ma anche a livello boschivo, di modo che si possa in qualche maniera programmare già per il 2026 una sorta di possibilità di acquisto e di intervento. Il settore è strategico sotto il profilo economico nelle terre alte, ma anche turistico e ambientale, nonostante la concorrenza spietata dei paesi produttori contermini come Austria e Slovenia. Ad aggravare ulteriormente le condizioni del comparto gli effetti calamitosi degli eventi naturali estremi come vaia e la diffusione incontrollata del bostrico. C'è bisogno di dare una speranza, un filo di luce a questo settore che dopo vaia ha avuto tutta una serie di traversie, soprattutto negative, e che sta attraversando ancora un momento di difficoltà. La palla passa ora all'ente provincia, soggetto attuatore che stilerà il bando di partecipazione, da realizzarsi entro tempi brevissimi, non oltre l'estate, raccomanda il presidente del fondo Dario Bond. Nei prossimi mesi provvederemo a elaborare il bando per dare la possibilità alle aziende di poter fare queste domande e per poter mettere a terra questo 1,5 milioni di euro, che sono estremamente importanti e strategici per dare uno sviluppo ad una filiera che è importantissima per il nostro territorio della provincia di Belluno, come è già stato evidenziato nei convegni che sono stati realizzati ad Agremont e a Redamont, dove abbiamo colto veramente l'interesse e l'esigenza di investire su questo settore. Sempre a proposito di economia, vi raccontiamo adesso, Stefano Bozzi vi racconta dell'iniziativa Infermento, in programma per il prossimo 6 luglio nel capoluogo. Stefano Bozzi.
Dall'enogastronomia all'arte, musica, artigianato, convivialità e condivisione. Valbelluna in fermento è il cappello che da 3 anni avvicina i maestri della lavorazione delle materie prime del territorio bellunese ai visitatori di tutto il Veneto, e lo fa attraverso un mercato a cielo aperto tra prodotti naturali selezionati a chilometri zero e l'atmosfera gioviale di una giornata di festa. Lo scopo di Infermento è quello di avvicinare i produttori, soprattutto della Valbelluna, ai cittadini della Valbelluna e non solo del Veneto, quindi creare uno spazio dove queste persone possano dialogare, conoscersi e promuovere le proprie realtà e le proprie attività. L'edizione 2025 vede un ulteriore ampliamento rispetto alle precedenti, con 40 espositori tra viticoltori, chef, arrotini, calzolai, fornai e molti altri maestri di una lavorazione che guarda al futuro del prodotto d'eccellenza bellunese, ma con radici ben salde nella tradizione. I produttori sono i protagonisti dell'evento, però non è solo una fiera mercato, ma anche un momento in cui le persone possono sedersi e parlare con i produttori in maniera conviviale, quindi tanto artigianato, tante persone che lavorano le materie prime bellunesi e le trasformano nel modo migliore possibile. A completare l'evento i workshop per i bambini e la selezione musicale curata grazie alle performance di talenti bellunesi. L'invito è di venire domenica 6 luglio dalle 10 alle 22 allo Spazio Ex alla Casa dei Beni Comuni in via Tiziano Vecellio a Belluno. Ciao, grazie, vi aspetto. E da Belluno e Treviso è tutto anche per questa edizione, non ho ulteriori aggiornamenti da darvi, vi ringrazio per l'attenzione, subito dopo la sigla c'è il meteo, buona serata.